l'Italia non può permettersi di perdere Malpensa. Io penso che già questa affermazione permetterebbe di liquidare questa questione, ma purtroppo non è così, perché non tutti la pensano nella stessa maniera, come è giusto che sia. Io ritengo che non abbia senso per una nazione che ambisce ad essere una delle maggiori potenze economiche mondiali permettersi di arrivare ad un indebolimento dell'aeroporto che serve l'area più economicamente attiva del paese. Ora, non si tratta soltanto di una questione legata all'eventuale cessione della nostra compagnia di bandiera oppure all'eventuale diminuzione di posti di lavoro, che pure sono argomenti importanti, ma si parla di un ruolo strategico che un aeroporto del genere ha per un intero paese. Io credo che il fatto che nei giorni passati l'Air France abbia detto che vuole attendere un po' di sapere quali sono le posizioni del futuro governo italiano sulla questione, penso che questo fatto sia un fatto molto importante, perché vuol dire che la stessa compagnia francese ha compreso che, anche se siamo in un periodo di forti liberalizzazioni come è giusto che sia in tutta Europa, ha compreso che per alcuni settori strategici come quello delle comunicazioni è necessario che ci sia una politica coordinata del governo, e quindi è necessario sapere cosa un governo pensa. E quindi credo che tutto il paese debba essere compatto nell'appoggiare uno sviluppo dell'aeroporto di Malpensa e non un suo indebolimento, perché l'aeroporto di Malpensa e l'economia della zona che esso serve sono importanti per tutto il paese. Credo che questa sia anche un'occasione del Sud per restituire un favore al Nord di tutte le volte che sono state appoggiate dal Nord delle questioni apparentemente locali del Sud stesso. Penso anche alle recenti vicende dei rifiuti in Campania. Quindi sono fiducioso per il futuro e penso che si riuscirà a trovare una soluzione alla questione, e spero proprio che si prenda comunque una decisione in qualsiasi senso e non si realizzi in questo caso una seconda TAV.